Presidente, Italia dei Valori assieme ad altri partiti della sinistra hanno avviato una raccolta di firme, oggi anche una conferenza stampa per chiedere al CDA del lato idrico, di cui lei è Presidente, di soprassedere nell'approvazione delle nuove tariffe proposte da Girgenti Acque. Ecco, come si comporterà? Mi premerebbe ricordare al consigliere comunale Amel, che peraltro stimiamo come persona volitiva, persona impegnata attivamente nel sociale, che il Consiglio di amministrazione non ha questo potere, che il potere ce l'ha invece l'Assemblea dei soci del lato. Il Consiglio di amministrazione ha soltanto la capacità di adottare il tariffario, cosa che peraltro è stata fatta da mesi e che non è stata poi approvata dall'Assemblea dei soci, proprio perché c'è stata l'impossibilità di raggiungere il numero legale per approvare questa forma adottata dal Consiglio di amministrazione. Per cui oggi nel Consiglio di amministrazione non si parlerà assolutamente del tariffario, perché già questa cosa è stata espletata già qualche mese fa, quindi noi abbiamo soltanto la capacità di adottarla. Chi l'approva è l'Assemblea dei soci. Sull'allarme lanciato in ordine alle entità delle bollette, delle tariffe? Ma io so che Agrigento paga una tariffa superiore a tutti gli altri centri, questo per una decisione allora presa dall'amministrazione comunale, in cui non entro assolutamente nel merito. Mi sembrerebbe giusto invece creare le condizioni di un'equa distribuzione delle tariffe, in maniera tale che pagando tutti si paga di meno. Tuttavia è questo il percorso che il Consiglio di amministrazione sta perseguendo. Quando sarà la prossima Assemblea dei soci? Ma la prossima noi mi pare che l'abbiamo convocata, abbiamo chiesto pure il commissariamento, perché non raggiungiamo le quote qualificate che ci consentono di decidere. Però siccome è una macchina che deve andare avanti, è chiaro che la Regione deve prodigarsi per consentirci il commissariamento e quindi passare la palla al commissario. Io più volte ho proposto, insieme ai miei componenti del Consiglio di amministrazione, che lavorano con serietà e le cui componenti sono diversificate, e quindi non c'è lì una struttura politica che ha un preciso compito politico, ma ci sono diverse teste che la pensano in maniera diversa, ma che comunque convergono in un solo unico obiettivo: il rispetto delle leggi.